Walter Maccoridge, un consulente di direzione proprio molto coinvolto in vari progetti con le aziende del fashion. E ogni anno organizziamo qualcosa, definiamo un tema, chiamiamo degli specialisti con i quali ci confronteremo con voi su questo tema che ha a che fare sempre con il digital e con il fashion. Quest'anno il tema è questo: l'uomo e le nuove sfide nel digital fashion, il lato umano in un mondo sempre più digital, scopriamolo attraverso il sistema moda. Questo è un evento molto, molto particolare, poi scoprirete non è il classico evento standard, è fatto in maniera più moderna, poi vi racconteremo come funziona. E quest'anno l'abbiamo organizzato, oltre che con Digital Meet e la Fondazione Comunica, che è la che organizza appunto il Digital Meet, ma in collaborazione con ITS Cosmo. Abbiamo qui in sala degli studenti, alcuni di voi sono studenti ITS Cosmo, alcuni altri studenti ci aiutano nella gestione, e accanto a me ho Cora, appunto, che è una studentessa di ITS Cosmo e che ci spiega, per chi non lo sapesse, che cos'è ITS Cosmo. Allora, ITS Cosmo è una Fashion Academy che intanto approfitto per ringraziare per aver organizzato l'evento insieme a Digital Meet. È una Fashion Academy presente in Veneto e anche in Lombardia dal 2010 e dal 2014. Offre corsi che sono più o meno 24 nell'ambito della moda, e non so perché c'è questo... Esatto, che un po'... Ci spostiamo un po', forse perché c'è un fischio. Se si sente tanto, ok. Nell'ambito della moda e spazia dagli accessori al digital alla sua sostenibilità. I professori, la maggior parte, sono professionisti che portano la loro professionalità in aula per cercare di trasmettere appunto agli alunni, a noi alunni, anche la loro competenza in ambito lavorativo. Per questo motivo e anche per il fatto che durante il biennio noi ragazzi siamo portati a svolgere degli stage formativi all'interno delle aziende del settore, e la percentuale di occupabilità della Fondazione ITS Cosmo è superiore o comunque pari al 90%. Un altro punto a favore di ITS Cosmo della Fondazione è sicuramente il fatto che è in costante dialogo con il mondo lavorativo, e questo permette quindi la modulazione di corsi diciamo, a favore delle preferenze delle aziende del settore con il quale comunichiamo. E niente, questa insomma è stata la presentazione. Speriamo che tutti gli studenti che sono qua si trovino abbastanza bene facendo i corsi di ITS Cosmo, e se ce ne dovessero essere di nuovi, speriamo insomma in nuove iscrizioni. Sì, peraltro io aggiungo, essendo molto coinvolto con le aziende della moda in varie progettualità, vi segnalo che insomma, gli studenti di ITS Cosmo sono molto ambiti, insomma, le aziende un po', non dico che fanno a gara, ma c'è una grande insomma, facilità di collocamento, e quindi insomma, bene, avete scelto sicuramente un buon indirizzo, e ringraziamo appunto il direttore qui presente Roberto Gigliotti anche per la sua sponsorizzazione e la partecipazione a questo evento che quest'anno è proprio intestato a ITS Cosmo. Bene. Allora, iniziamo. Allora, per rompere il ghiaccio inviterei sul palco il professor Luciano Gamberini, che è prorettore dell'Università di Padova e direttore del centro di ricerche Human Inspired Technology. Il professore ha una presentazione che un pochino ci introduce al tema della giornata. Lo invito, Luciano. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Aspettate di sentire cosa ho da dire, perché potrei anche... Allora, professionalmente lavoro all'università. Ho un percorso di studi un po' strano, ho fatto informatica alle superiori, poi ho fatto psicologia a Padova, poi mi sono specializzato in un settore molto particolare che è chiamato tecnicamente interazione uomo-computer. In realtà mi occupo della psicologia che sta dietro la mediazione, quei processi sottili che avvengono quando le persone si servono di tecnologie per agire nel mondo reale. E quindi negli anni ho visto nascere il web, poi le realtà virtuali, e le abbiamo iniziate a utilizzare in più e più settori, e più ancora settori, però con una accezione che oggi diventa anche molto famosa. Forse avete sentito parlare di 5.0, un tema molto caldo nei sistemi produttivi del fashion, ma il tema è quello di inserire in ogni processo di design di una tecnologia la persona, il suo gruppo, la società, e quindi tenere bene a mente quelli che sono i cosiddetti human factor. Adesso cercherò un po' di spiegarvi. L'idea è quella di introdurvi in maniera il più possibile chiara a concetti anche abbastanza complessi che ci identificano qual è lo scenario di riferimento tecnologico oggi. Vedrete
un po' di cose, un po' di concetti che sono non tanto quelli già pronti per il mercato, ma quelli più vicini al mondo della ricerca, quindi anche cose che usciranno sul mercato tra 10-20 anni, e poi via via invece ci avvicineremo di più alle applicazioni concrete che hanno anche interesse molto diretto nel mondo di cui vi occupate. Credo che molti concetti vi siano chiari sia per quello che studiate, ma anche perché siete tutti nativi digitali, quindi immagino che se chiedo quanti di voi usano normalmente un account di Instagram, di TikTok o di altri social, tutti avete avuto un'esperienza di questo tipo, cosa che non succede, sicuramente non è successa a quelli della mia generazione quando avevano la vostra età. Questa penetrazione delle tecnologie nel nostro agire quotidiano diventa di grande interesse per la psicologia, perché ovviamente cambiano completamente i comportamenti, il modo di pensare, gli atteggiamenti, il modo che abbiamo di relazionarsi uno con l'altro, e quindi cambia anche tutto ciò che possiamo considerare cultura e identità, quindi anche i gusti, quindi anche le scelte che facciamo di fronte a un prodotto da acquistare, quindi anche le tendenze, e questo è quello di cui inizieremo a occuparci. Ma prima vi voglio introdurre un concetto estremamente contemporaneo, che è quello di ibridazione del mondo, cioè dell'idea che in realtà quella a cui voi state assistendo in prima persona e che vivete quotidianamente non è altro che una piccolissima parte di un processo di trasformazione. Molto difficile parlare con questo microfono però, perché sento tutto l'eco. Se si può abbassare un po', io parlo più vicino, ma così è proprio impossibile, rimbomba dappertutto, è veramente pessimo. Ok, ecco, magari parlo più forte io, vicino al microfono. Ok, ma sì, perché ok, cerco di stare lontano dalle casse. Ecco, questa stanza non è stata progettata pensando alla persona. Una stanza dovrebbe permettere in questa situazione a me di parlare in ogni luogo molto comodamente, senza dovermi preoccupare di dove sono le casse, di quanto sono lontano. Quindi la progettazione centrata sulla persona ci parla di costruire luoghi di vita ibridi, più o meno fisici, più o meno digitali, compatibili alle nostre necessità. Ma andiamo avanti con questo concetto. Cos'è l'ibridazione? La tecnologia che ci attende la possiamo chiamare Hyper Extended Reality, ed è sostanzialmente un processo di convergenza tra tre tecnologie oggi molto comuni o abbastanza comuni. Quindi tra i sistemi di realtà virtuale, oggi più noti con X-Reality, quindi Mixed, Augmented, Virtual, e quindi tutte le possibilità di utilizzare i mondi grafici immaginari 3D, la possibilità di usare l'Internet of Things, gli oggetti intelligenti, sensori che captano nel mondo quello che sta succedendo ed effettori che portano nel mondo le nostre azioni pur essendo a distanza, e infine l'intelligenza artificiale. L'unione di questi tre oggetti di trasformazione tecnologica molto importante oggi generano scenari inimmaginabili. Anche per voi che ci siete cresciuti dentro è difficile immaginare dove ci porteranno questi sistemi. Qui lo vediamo un po' meglio. Cosa intendo con questo? Allora ogni mediazione che le macchine fanno tra noi e il mondo, ogni cosa che noi facciamo oggi viene mediata da una macchina. Comunicare, scrivere, calcolare, ricordare, usare la memoria, cercare di conservare fotografie, filmati. Abbiamo milioni di filmati della nostra vita. Abbiamo piano piano iniziato a trasformare il nostro modo di comportarci in base a come le tecnologie vengono progettate, a come vengono immaginate e poi realizzate, a come ci vengono fatte usare. Guardate, è un po' perverso, perché in tutta la storia dell'umanità le persone hanno immaginato tecnologie per fare qualcosa. Oramai riceviamo tecnologie e poi impariamo un po' dopo come usarle o a cosa possono effettivamente servire. Nascono per fare qualcosa e poi ci permettono di fare qualcos'altro di tutto diverso. Magari nascono per fare del bene e finiscono col fare dei danni, o viceversa. E la tecnologia che ci attende sfrutta la pervasività delle nuove tecnologie informatiche, ossia la capacità dei microchip di trovarsi dappertutto. Li avete nei cellulari sicuramente, che è lo strumento più pervasivo oggi conosciuto sulla Terra, ognuno ne ha uno in tasca, quello viene con noi, ci accompagna, sa dove siamo, sa probabilmente cosa facciamo, come ci muoviamo, e permette ad altri di sapere tutto. Nel mio centro abbiamo fatto alcuni studi dove da come muovete le dita sul vostro cellulare, o da come schiacciate i tasti sulla vostra tastiera, o da come muovete il mouse in qualsiasi posizione,
noi riusciamo a determinare se siete veramente voi o se è un'altra persona. Quindi vi facciamo il check dell'identità semplicemente da come usate gli strumenti che usate tutti i giorni. Possiamo riconoscere l'identità di chiunque in questa sala attraverso il pattern di micro comportamenti che usate per tacciare lo schermo e quindi per fare qualsiasi operazione. Quindi è un mondo fatto di dati, ma è un mondo che ci porta nella fusione dei 3 sistemi che vi dicevo prima, immaginarci, se vogliamo conservare una posizione centrica della persona, quindi una posizione di comando, la possibilità di avere, vedete, una struttura di sensing, purtroppo non mi posso avvicinare più di tanto, una struttura di sensing fatta da sensori, da sistemi di visione artificiale, da telecamere intelligenti, da sistemi di rilevazione dell'inquinamento, degli agenti chimici, della temperatura, di qualsiasi cosa fisica o non fisica avvenga nell'ambiente. Possiamo conoscere ogni aspetto, ogni componente fisica o chimica dell'ambiente che ci circonda. Poi possiamo processare questa informazione attraverso dei sistemi di calcolo, di intelligenza artificiale, di deep learning, di qualsiasi altro sistema moderno di elaborazione di grandi quantità di dati e possiamo trasformarlo in un qualcosa di grafico, in un qualcosa dentro l'XR, dentro il mondo virtuale che ci rappresenta in un modo immaginifico, bellissimo magari, i dati di cui stiamo discutendo. E quindi rappresentarci in un modo comprensibile, facile da usare, anche la complessità di un qualcosa che è stato rivelato da quel sensing, da quel sistema di sensori di intelligenza artificiale in mondi anche completamente lontani da noi. Semplificare la visione di dati complessi, come può essere aprire un cervello e guardarci dentro, guardare le stelle e lo spazio nella loro complessità e quindi ridare alla persona la possibilità di agire attraverso qualcos'altro che è sempre nel mondo IoT, quindi negli oggetti intelligenti, che di nuovo sta nello spazio fisico. E quindi vedete che la persona è la mediazione tra gli spazi fisici, dove agiamo attraverso tecnologie, e gli spazi virtuali che ci permettono di elaborare in modo migliore. E questa ibridazione, questo continuo intersecarsi, questo continuo contaminarsi il mondo digitale e il mondo fisico, creerà molto a breve, nei prossimi 10-20 anni, dei sistemi tecnologici dai quali noi entreremo e usciremo senza neanche accorgerci cos'è virtuale e cos'è reale. Questa ibridazione arriverà a un livello da farci credere che ci sono cose dentro stanze come questa assolutamente reali e quelle cose non ci saranno e viceversa. E interagiremo con queste cose virtuali che saranno sempre più reali, sempre più capaci di modificare realmente il mondo fisico, ma passando attraverso questa intermediazione. Guardiamo qua l'ho rappresentato per farvelo capire forse un po' meglio, forse ho fatto ancora più casino di prima, ma con tutte le icone di questo mondo, no? Guardate quanti tipi di sensori esistono e forse quelle icone vi fanno venire in mente centinaia di piccoli oggetti che già utilizzate nella vostra vita quotidiana, no? Da quelli nelle scarpe per fare la rilevazione del nostro battito cardiaco, a quelle che montiamo nei diabetici per vedere tramite un sensore i livelli di glicemia nel sangue, a quelli che montiamo nelle fattorie per vedere quanto il terreno si è umidificato oppure è secco e necessita di questo, a tutte quelle tecnologie che poi vengono a crearci una serie importante di dati, molto grande, difficile, che viene elaborata e che poi ci viene ritrasmesso in un modo nuovo, che è diverso da quello naturale in cui siamo abituati a vedere le cose. È come se il nostro cervello avesse la mediazione di più e più sensing e che la memoria fosse supportata, no? Quando ero giovane io c'erano le calcolatrici, era l'unica tecnologia un po' proibita, è un po' come l'iPad per i bambini oggi, era un po' proibita, un po' sì, un po' no, perché la calcolatrice c'era tutta una scuola di pensiero che diceva che non ti permette di imparare bene le tabelline, poi a fare i conti, non diventerai mai elastico, e c'è tutta un'altra teoria che ti dice ma se usi la calcolatrice puoi imparare a fare cose più complesse, no? Ecco, questo problema oggi è, diciamo, abbastanza indiscutibile in questi termini e noi abbiamo sostanzialmente ogni area del nostro cervello, ogni funzione cognitiva che il nostro cervello può esprimere, in realtà non prende più i dati in entrata, no? Mi capite? Provenienti direttamente dalla natura, dall'ambiente circostante, no? Inizia ad avere sistemi che ce lo analizzano,
Il cuore non ci sentiamo affaticati, abbiamo uno smartwatch che ci dice il battito cardiaco preciso e così via, no? Le informazioni le troviamo sui social, gli aspetti visivi li possiamo modificare attraverso occhiali che ci permettono di riprendere o di avere aumentazione della scena, sempre più sensori biometrici inseriti nel nostro abbigliamento, nei nostri accessori, ma inseriti nell'ambiente, ci permettono di creare situazioni nuove e completamente nuove che hanno come scopo quello di ibridizzare il mondo che già avete conosciuto, che abbiamo conosciuto tutti, che è quello di Internet. Quando Internet nacque, il web divenne popolare, in Italia ci trovavamo a metà degli anni 90, quello a cui assistemmo era soprattutto questa sensazione di vincere le barriere spazio-temporali, no? Di poter comunicare. Prima di Internet mandavamo 5-6 mail all'anno di quelle scritte cartacee, no? Da quando è arrivato Internet c'è stata questa apertura del mondo, ma la differenza che questi nuovi sistemi ci pongono è che noi entriamo e usciamo dal mondo fisico con molta più semplicità. Ad esempio, possiamo immaginare, è un tema oggi ormai molto discusso, quali possono essere in questi termini i benefici della telemedicina. Avere un medico a Padova che può attraverso un sistema di questo tipo, di telerobotica assistiva, operare persone dall'altra parte della terra, quindi creare dei centri di surgery che non hanno bisogno del materiale più raro oggi, che non sono le tecnologie, ma sono i chirurghi esperti di ogni settore. Quindi immaginiamoci ancora cosa e come può trasformarsi il mondo del lavoro, no? Sistemi sensibili che personalizzano gli effort cognitivi, fisici dell'operatore, dell'operaio, del lavoratore, ai sistemi macchina che producono automobili, altri prodotti industriali, elettrodomestici, quindi adattare, e questo è il 5.0, i sistemi produttivi a quelle che sono le esigenze anche umane, professionali, no? A partire dalla sicurezza ai desideri più profondi delle persone. E poi via via, immaginatevi, questo fa un po' ridere, ma uno dei settori più all'avanguardia in queste tematiche è l'agricoltura. Stiamo curando un progetto dove prenderemo i dati satellitari per vedere come si stanno comportando allevatori, contadini, guardie forestali e per esempio osserveremo quanta acqua hanno utilizzato per annaffiare i loro campi, se hanno rispettato le regole di consumo dell'acqua in questo periodo dove ben sapete l'acqua diventa una risorsa preziosa. Potremo vedere se hanno preso finanziamenti per piantare kiwi, se hanno piantato kiwi invece che mele, quindi inizieremo a mandare robot che coltiveranno per noi le piante e riusciremo a produrre in maniera molto più efficiente, molto più economica prodotti. E ancora nello sport, nel benessere, nel tema della salute, qui c'è una ripetizione, scusate, la quality of life, no? Come e quanto le tecnologie biometriche oggi nel mondo dello sport, tra l'altro c'è tutto un settore che compete molti di voi, che è lo Sport District, no? Tutta la linea fashion dello sport sta spingendo, ci sta chiedendo ricerche ormai da ogni lato per capire quale tecnologia di sensing, quale sensore può essere capace di darci un benefit e poi come rendiamo più gamificata, più personalizzata, più piacevole questa tecnologia. E qui abbiamo sempre questo mondo che ci permette di conoscere la persona, l'ambiente e che crea, oggi non è il topic, ma ci sarebbe da parlarne per ore, anche tanti problemi legati al tema della privacy, della sicurezza, quindi la cyber security, altri settori che si contaminano con questo mondo. Ma una cosa che questo è un video, se me lo fai partire, una cosa che mi preme farvi vedere, anche per arrivare un po' al dunque, è un sistema invece che stiamo producendo adesso, è un sistema che a mio avviso diventerà commerciale tra 10 anni, 5-10 anni in questa formulazione, ma ne ha una formulazione anche molto più recente, che è un sistema di realtà aumentata. Come vedete la persona ha uno scaffale completamente vuoto, nel video piccolo a destra, ma noi possiamo riempire questo scaffale di oggetti virtuali, no? 3D, possono essere oggetti che spostiamo, manipoliamo, ingrandiamo, apriamo, guardiamo come sono fatti dentro, possono essere oggetti che aumentiamo, cioè l'augmentation è quella particolare capacità di riuscire a informare le persone di quello che un prodotto ha fino a modificarne i comportamenti d'acquisto. Allora, noi ci occupiamo di quali sono i modelli psicologico-cognitivi che possono essere in un qualche modo perseguiti da un'interfaccia
che ha come scopo quello di conoscerli, capire la tua personalità e quindi identificare i tuoi gusti e proporti dei prodotti in questi termini. Qui vedete il lato del venditore che può comporre il suo negozio virtuale, può creare una serie di informazioni per gli specifici prodotti, può metterci il suo aspetto personale di commerciante, quindi anche l'arte di saper preparare. Qui il lavoro per semplificare, no, questa interfaccia che permette, tra l'altro uno degli esempi che porteremo, adesso è immaturo per essere presentato, è proprio nel mondo fashion, e questa è stata creata in periodo Covid come interfaccia resiliente, con una parte 3D web, che è quella che vedete adesso, per cui la possibilità di costruire questi negozi, questi shopping virtuali da usare sul web a casa. Immaginatevi i periodi tristi di lockdown che abbiamo passato, e invece di tornare fuori in un mondo ibrido, che si ibrida anche in questo caso, con la nascita di questo scaffale in realtà aumentata, dove noi possiamo portare dentro centinaia, migliaia di prodotti. Immaginatevi una fiera, un expo di fashion, dove voi avete migliaia di abiti degli anni passati, sicuramente non potrete mai presentarli tutti quanti davanti a un pubblico. Magari il pubblico ha gusti eterogenei, incredibilmente diversi. E allora qui il successivo step, dopo gli specchi virtuali, dopo questa idea di vestire già le persone, è proprio l'esperienza di prendere, muovere, usare questi vestiti in un mondo tridimensionale. Questi aspetti emergeranno tra un po' di anni, perché la tecnologia non è ancora completamente matura, ma avanti ancora. Ma quello che invece è maturo e a cui oggi assistiamo, e che è una ricerca molto più applicata e vicina al mercato che stiamo facendo, è quella della shopping experience nel metaverso. Probabilmente molti di voi, dopo avremo anche, mi hanno detto, un intervento specifico su questo tema. Credo che sia molto interessante quello che sta succedendo attorno a questo mondo e che sia necessario attrezzarsi per affrontarlo bene. Anche noi abbiamo collaborazioni pazzesche ed è incredibile. La domanda è perché la gente compra scarpe virtuali pagandole 100 volte quello che paga scarpe fisiche vere, no? Il problema è già molto noto nell'ambito del marketing. La stessa domanda se l'era posta ai tempi di Happy Farm e dei vari giochini delle fattorie degli animali, chi era nato proprio sulla base dei processi di gamificazione di quei giochi, ma veniva dall'industria della carne vera e propria. Si vendono più vacche digitali nei videogiochi delle fattorie che carne vera di vacche negli Stati Uniti d'America. Il prodotto interno lordo generato dalle vacche virtuali è superiore a quello delle vacche reali. E allora non ci risulta difficile capire perché Gucci sta pensando a una sua linea NFT di abiti che vende a prezzi esorbitanti. I primi studi sulle abitudini culturali americane ci fanno vedere tante figure vorrei ma non posso. Vorrei comprarmi una casa da 10 milioni di dollari ma non ce la farò mai, però me ne posso comprare una da 100.000 dollari sul metaverso. E lì invito i miei amici, lì mi metto le collane d'oro di Cartier virtuali, gli abiti di Gucci virtuali che costano cifre folli ma sempre un decimo di quelli reali. E questo mondo è un mondo su cui oggi si concentrano le ricerche e gli studi, in particolare anche nell'ambito dello shopping, perché le marche, soprattutto francesi e americane, sono molto aggressive su questo settore. Qui vediamo anche i grandi mall che hanno iniziato ad attrezzarsi, H&M, e ci sono molte immagini sul web che potete trovare di queste prime sperimentazioni, e ovviamente quello che c'è dietro è un po' questo segreto dell'NFT, no? Questa possibilità che voi avete oggi come titolo virtual shopping o shopping digital shopping, cioè allora qua bisogna chiarirsi bene, no? Un conto è vendere cose vere online, un conto è creare cose digitali e venderle online o anche offline. Per vendere una cosa digitale serve tanta tecnologia, serve NFT, servono dei sistemi che ti garantiscono dell'unicità di quel bene. Io compro un abito di Gucci perché c'è un sistema di una sorta di criptovaluta e di controllo di quello che avviene sui dati che mi garantisce che quell'opera è unica, nessuno la può copiare. Io compro un'opera d'arte unica, compro un vestito unico e so
che nessuno ne potrà avere uno identico perché ho un sistema tecnologico che mi protegge. Guardate che tutto nasce da piccole cose come queste. L'e-commerce è nato, dopo un po' di anni che già era nato, perché abbiamo iniziato a mettere le stelline sui venditori. Nessuno compra una bici da uno che non conosce, ok? Una bici da 1.000 euro, chi la compra da un venditore mai sentito? Quando iniziate a vedere 500 persone che hanno messo 5 stelline a un venditore, voi credete in quel venditore, parte un principio di trust, di fiducia unico, no? E quello è stato un passo che ha reso l'e-commerce dal nulla, perché per anni non si è venduto nulla, a un qualcosa che oggi, no, tutti usano e forse anche un po' troppo. Qualcosa succederà, anzi sta succedendo di nuovo, nel mondo puramente digital. La garanzia che voi potete avere oggetti unici rende il mondo luxury, il mondo fashion luxury e altri mondi luxury assolutamente pronti a vendere prodotti immateriali. Sarà l'avatar che lo vestirà? Certo, ma se io passo le 3 ore di tempo libero col mio avatar dentro il metaverso, questa sarà la tipologia di vestiti che voglio, non tanto quelli da mettermi veramente. Sarò in maglietta davanti a uno schermo, ma nel mio mondo virtuale avrò questo. E questo è quello che un po' sta succedendo, un po' ci preoccupa, ovviamente, un po' ci spinge a lavorare in una dimensione completamente nuova. Chiaro, questo è l'apice estremo, è la frontiera ultima. Il vendere oggetti immateriali è una capacità, diciamo, professionale inaudita, no? Perché non è così semplice come sembra. E quindi l'invito è quello a ragionare anche in una direzione che guardi sempre un passo più in là, no? Quando sarete pronti per il mercato, queste cose inizieranno a essere all'ordine del giorno. Allora credo che gli incroci tra le discipline che state studiando e quello che vi sto cercando di raccontare siano molto produttivi per il vostro futuro. Grazie molte. Cosa manca? Manca... Cosa c'è? Ce l'ho io. Quello sì, un attimo, certo. Allora, scusate, ecco, ora si sente? No, era atteso questa sera anche Andrea Rambaldi, che è il presidente di ITS Cosmo. Purtroppo ha avuto un impegno dell'ultimo minuto, non è riuscito a venire, ma ci ha trasferito al volo adesso un suo saluto che vogliamo trasmettervi, proiettiamo un minuto di saluto. Abbiamo anche un problema audio, quindi magari avvicino il microfono e usiamo il microfono per ascoltare l'audio. Non si vede? Cos'è? Alberto? Ok. Vediamo un attimo, vuoi provare a trasferirlo su... Non riusciamo a trasmettere, vabbè, riproviamo, poi Alberto se va faremo vedere. Bene, allora a questo punto entriamo nella fase, una seconda fase di questo evento. Chiamerei i nostri ospiti a prendere posto in sala. Ora presto vi presenteremo queste persone che si stanno accomodando, che sono degli specialisti, degli esperti del mondo del fashion o del digital. Ora ve li presenteremo. Roberto, anche tu sei qui, il direttore del Cosmo. Bene, entriamo in una fase diversa, una fase molto più interattiva. Questa non è una conferenza, ma è un'attività diversa. Ora Cora ci spiega un po' di che cosa si tratta. Allora, adesso che abbiamo rotto un po' il ghiaccio e sono anche meno agitata anche io, posso dirvi che questa non è una conferenza, quindi non ascolterete solo loro che parlano, ma sarete voi a interagire con loro e loro risponderanno alle curiosità che voi avete riguardo le professioni, insomma, che svolgono. E si chiama Unconference proprio per questo, è un sistema molto utilizzato soprattutto nel mondo digital che noi un po' stiamo affrontando in America, insomma, un po' per sviluppare questo sistema che è
un po' più interattivo, un po' più simpatico e meno noioso, ecco, possiamo dire così. E quindi ecco, lascio la parola ai professionisti e per favore interagite il più possibile, mi allontano dalle casse e scappo, appunto con le domande. Se avete bisogno ci sono Elena e Sara che gireranno con i microfoni in modo tale che se avete voglia di fare delle domande di persona con il microfono, se vi alzate o comunque se ne parlate potete farle direttamente a loro, altrimenti c'è un'applicazione che si chiama Slido che potete scaricare attraverso il codice QR oppure sempre attraverso il codice QR potete entrare nel link. Da lì fate scrivete il login che è DM22 Fashion, poi penso insomma vi abbiano anche mandato la parola chiave, ma c'è scritta, e potete fare delle domande sia in forma anonima, che poi leggeremo noi, sia con il vostro nome, insomma, quindi se vi sentite più confidence così è meglio. Ecco, lascio la parola allora ai professionisti e spero che interagiate il più possibile. Grazie Cora. Allora avete capito, per i timidi c'è un'applicazione che potete usare per fare delle domande anche in modo anonimo. Mi sposto perché c'è l'effetto Larsen, come dicono gli ingegneri, mi metto qui. Ecco, però chiaramente i telefonini qui sotto non funzionano, vi sarete accorti che non c'è campo. Allora potete collegarvi alla wifi, la wifi libera si chiama Padova Web, quindi vi collegate in questa wifi e potete tranquillamente scaricarvi l'app o usarla anche in modalità web. Quindi non siete timidi. La conferenza la fate voi, non è una conferenza, è una unconference. Voi date dei temi e cercheremo di chiedere ai specialisti qui in sala di rispondere alle vostre curiosità. O se avete anche voglia di dire il vostro pensiero, vi alzate, prendete un microfono, chiamate una studentessa e potete tranquillamente anche interagire con noi e con la sala. Ora io passo a una veloce presentazione degli ospiti qui presenti, sono tutti dei super specialisti, li ringrazio per loro anche per aver aderito, insomma averci dato la loro generosa disponibilità. Io li presento in modo molto sommario con nome e titolo e poi faremo un veloce giro dove ciascuno di loro si presenterà in maniera un pochino più strutturata, così capirete meglio chi sono e perché sono qui. Dopodiché iniziamo con le domande e le faremo girare al tavolo. Allora abbiamo qui primo tra tutti alla mia destra Roberto Gigliotti, direttore di ITS Cosmo, gli studenti già lo conoscono evidentemente. Poi abbiamo Riccardo Capitanio, che è amministratore delegato del gruppo Capitanio, una catena di negozi di fashion, ma è anche vicepresidente nazionale di Federmoda Confcommercio, che rappresenta quindi le istanze dei commercianti del mondo della moda. Abbiamo quindi Maddalena Mometti, docente universitaria, designer e innovation manager, molto esperta in tecnologie e poi metaverso, tecnologie interattive e altre cose. Poi abbiamo Alberto Rossetto, presidente di WinService Soluzioni Informatiche, un'azienda che opera nel settore dell'automazione e dell'informatica, molto specializzata tra le aziende del fashion, della moda. E abbiamo poi Mirko Casarin, manager risorse umane, HR manager come si dice, del gruppo GA Operations. E per ultimo il professor Luciano Gamberini, che già avete sentito nella presentazione di apertura. Detto ciò, io passerei il microfono a Roberto, che magari in un minuto si presenta e poi passa a tutti quanti il microfono per la presentazione. Prego. Grazie, sì, anche meno, sarò velocissimo. Permettetemi soltanto un ringraziamento al professor Gamberini per la disponibilità che ci ha dato all'intervento di questa sera e a tutti i relatori che hanno dato la disponibilità ad intervenire. Come Fondazione ITS Cosmo siamo sempre stati molto sensibili al tema dell'innovazione tecnologica. Vedo qui in sala qualcuno che ci ha supportato fin dalla nascita della Fondazione, quando all'avvio dei primi corsi ci siamo preoccupati di quella che poteva essere l'innovazione tecnologica nel settore della moda, con specifico riferimento all'ambito del 3D, del 2D, delle sfilate virtuali. Ecco, stiamo andando evidentemente in una direzione e stiamo andando molto velocemente verso questa direzione. La relazione introduttiva del professor Gamberini ci ha evidentemente dato moltissimi spunti per comprendere dove stiamo andando. Le tempistiche probabilmente sono difficili da prevedere, ma di sicuro non stiamo parlando di un arco temporale molto lungo. Come Fondazione ITS Cosmo, vi dicevo, operiamo nel settore della moda. Per chi eventualmente non ci conosce, sono 10-11 anni ormai che caratterizziamo la nostra offerta formativa con percorsi biennali post diploma, quindi un'offerta formativa terziaria, non universitaria.
e la volontà evidentemente è quella di approfondire questo tema, visto che l'innovazione tecnologica evidentemente non deve avvenire a prescindere, ma riteniamo che la centralità dell'uomo deve essere ancora una volta affermata. Si parla tanto di ibridazione, della necessità di competenze trasversali. Ecco, ritengo che questo sia forse il momento per riflettere su questo elemento e quindi sulla necessità di dover individuare delle nuove competenze che mettano al centro non solo l'innovazione tecnologica, quindi non solo la necessità di possedere competenze nel settore della tecnologia, delle discipline STEM, ma evidentemente mettendo al centro l'uomo sia necessario reinterpretarle queste competenze tecnologiche, avere una particolare attenzione, riporre una particolare attenzione a quelle che sono le ricadute dell'inserimento dell'innovazione tecnologica nei processi produttivi, quindi all'interno delle aziende, è un aspetto che non deve lasciare nessuno di noi indifferente, per cui ho piacere che questo tema questa sera possa essere trattato con persone che magari vivono quotidianamente questa innovazione tecnologica e che ci possono fornire un loro punto di vista che per noi è sicuramente interessante. Grazie ancora a tutti gli intervenuti. Sì, do dall'applauso. Buonasera a tutti, ciao a tutti, visto che sono tutti ragazzi mi fa piacere anche vedermi. Mi presento velocemente, io sono Riccardo Capitanio, sono amministratore delegato di un'azienda che ha più di 50 anni, che ha diversi punti vendita con diversi dipendenti, punti vendita ovviamente sul fashion retail, quindi negozi di abbigliamento. Dalla parte invece sociale sono stato diversi anni presidente dei giovani imprenditori Veneto e oggi, che non sono più giovane, rappresento Federazione Moda Italia Confcommercio, che è l'associazione che ha più di 30.000 punti vendita per l'Italia e di fashion retailer, quindi i famosi negozianti. Rappresentiamo negozianti che hanno un negozio con 0 dipendenti, solo proprietario, fino a catene di abbigliamento in cui hanno diversi dipendenti. Per noi è sempre, io ho la delega all'innovazione a livello nazionale e siamo sempre assetati e il nostro compito è soprattutto stimolare i retailer. Oggi i negozi li vediamo più chiusi che aperti. Abbiamo una trasformazione che stavamo già subendo, però poi con il Covid ci è arrivata addosso in una maniera importante e quindi abbiamo anche delle strategie che tante volte non abbiamo, non sappiamo dove andare e soprattutto troviamo nei nostri collaboratori, nei nostri dipendenti, non troviamo le skill giuste. Noi abbiamo assunto persone in grado di vendere, di fare vetrine, di aprire negozi, ma non abbiamo assunto ancora persone in grado di fare tecnologia. E le assumeremo. Il percorso purtroppo per noi è abbastanza lungo, dispendioso, macchinoso e invece oggi non c'è tempo da perdere, c'è tempo da... Quindi noi cerchiamo sempre dei progetti da mettere all'interno di tutti i nostri negozi di associazione per non far morire i negozi, non far morire i centri storici che portano commercio, turismo, insomma tutte queste belle frasi che vengono dette e anche che riempiono i centri di luce e di movimento. Ecco, quindi mi fa sempre piacere partecipare a queste platee perché per dire ci siamo anche noi, ok, non c'è solo il metaverso, c'è anche il mondo vero, come ha detto il professore, quindi cerchiamo di lavorarci assieme. Cambiamo noi, ma dateci una mano. Grazie. Buonasera, innanzitutto vorrei ringraziare ITS Cosmo e Digital Meet per avermi invitato a questo bellissimo evento e ringrazio anche tutti voi, anche a me fa molto piacere vedere tantissimi ragazzi e ragazze giovani che hanno voglia insomma di sperimentare, di conoscere nuove tecnologie, soprattutto nel settore moda. Io sono Maddalena Mometti, sono designer e innovation manager, ho uno studio, Maddalena Design, e mi occupo di aiutare le imprese ad avviare percorsi di innovazione
avviare percorsi per il rinnovamento o rafforzamento e la creazione di immagini di brand e per la comunicazione aziendale. Dal 2016 inoltre collaboro con diverse università italiane come l'Università di Padova, l'Istituto IUSBE Salesiano di Venezia, Ca' Foscari di Venezia e altre università per l'avvio di percorsi di innovazione, quindi per mettere insieme la ricerca accademica con le imprese. E inoltre una grande mia passione è ovviamente mettere insieme la moda con le nuove tecnologie, quindi ovviamente questo evento a me è piaciuto moltissimo, ho aderito con grande entusiasmo e racconto un po' queste mie, diciamo, esplorazioni di tutto quello che è strano nel mettere insieme moda e tecnologia in un blog che si chiama chicwords.it. Vi ringrazio molto e poi spero avremo modo, insomma, di approfondire questi argomenti durante la serata. Grazie. Buonasera, io sono Alberto Rossetto, sono presidente di WinService Soluzioni Informatiche. WinService è nata 25 anni fa, quando l'informatica era veramente poco nelle aziende del fashion in particolare, che noi seguiamo in modo preciso e in tanti settori dell'informatica. Quando abbiamo cominciato era solo controllo, cioè aziende chiedevano di avere prodotti per fare fondamentalmente il controllo di gestione, fatturazioni, poche informazioni oltre a queste. Adesso invece si interagisce con le macchine, si chiede che gli operatori anche produttivi siano coinvolti in un processo digitale, quindi la nostra attività è stata anche rivolta a creare delle interfacce più dinamiche, più umane, se vogliamo. Quindi avere la possibilità di dare degli strumenti innovativi a persone che magari in qualche caso rifiutano l'innovazione o comunque ne hanno paura perché pensano che il loro posto di lavoro possa andare a rischio per il fatto che una innovazione li sostituisca, cosa che non è vera tra l'altro, perché si aumentano generalmente le opportunità quando si aumenta la tecnologia. Questo è storicamente poi provato. E questa cosa qui ci ha portato sempre a innovarci, quindi in 25 anni noi ci siamo rivestiti di pelli nuove ogni anno e proprio in vista delle nuove sfide che ci saranno adesso con il metaverso, non sappiamo quando e dove andremo, però questa cosa qua ci coinvolgerà sempre di più proprio perché come soluzioni informatiche in senso lato digital più specificatamente saremo sempre più a fianco di quelli che saranno gli operatori sia del digitale ma anche proprio operatori della moda in senso stretto. Io quindi ringrazio il professore che ci ha dato degli spunti meravigliosi anche che non avevo mai immaginato e che potrebbero comunque dare grande sviluppo anche alla nostra attività. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Mirko Casarin, mi occupo di risorse umane, mi occupo da sempre di risorse umane nel senso che ho un po' di anni di esperienza in questo settore, non sono nato e cresciuto nel settore della moda perché mi occupo di, faccio parte, Giorgio Armani Operations è il braccio produttivo del gruppo Armani, quindi si occupa di tutto ciò che sta dal disegno allo sviluppo, creazione del modello, campione eccetera, fino alla produzione capo finale. Quindi sulla parte operativa. Ho avuto precedenti esperienze in multinazionali, anche una multinazionale americana. Diciamo che la mia formazione è sempre stata dedicata al mondo delle risorse umane a 360 gradi, quindi ricerca, selezione delle persone, formazione, inserimento in azienda, purtroppo a volte anche cassa integrazione, relazioni e procedure di riconversione industriale che sono sempre percorsi abbastanza complicate da gestire. Anch'io ringrazio gli organizzatori dell'opportunità e anch'io sottolineo la soddisfazione che provo questa sera nel vedere di fronte a me, di fronte a noi, una platea con un'età media molto bassa, nel senso che siete voi che vi approcciate al mondo del lavoro, che oggi è un mondo di lavoro completamente diverso rispetto a quello che persone della mia generazione hanno conosciuto, con delle enormi opportunità e con delle sfide completamente diverse rispetto a quelle che si potevano immaginare anche solo 10-15 anni fa. Anch'io sono rimasto molto colpito dalla relazione del professore, devo dire che un po' mi ha anche preoccupato, nel senso che io ho sempre lavorato in stabilimenti dove si fanno le cose, e vedere una realtà virtuale dove le cose non sono più reali sinceramente mi preoccupa un po'. Cito sempre l'esempio dell'azienda precedente dove al mattino arrivavo e mi piaceva, avevo un ufficio dove c'era
la sala che mandava avanti la produzione, quando arrivavo ed era silenzio significava cassa integrazione, perché le cose, i prodotti in quel momento non uscivano. Per cui come dire, vediamo adesso anche attraverso le vostre domande se riusciamo a sviluppare qualche considerazione anche dal lato umano della gestione delle risorse umane all'interno di un contesto aziendale, produttivo, commerciale ma anche sociale, dove l'impatto digitale pesa e peserà sempre di più. Grazie. Beh, io mi avete già capito chi sono, però colgo l'occasione per ringraziare anch'io, mi unisco alla collega per i ringraziamenti, ma anche per ringraziare voi perché avete un bassissimo fobbing rating. Sapete cos'è il fobbing? Il fobbing è l'atteggiamento maleducato di usare il cellulare di fronte a un'altra persona che vi sta parlando, no? E vedo che voi l'avete molto più basso dei miei studenti universitari, quindi vi volevo ringraziare per guardare noi e non il vostro cellulare il più del tempo. Questo è già un record che all'università. Grazie Luciano. Bene, a questo punto possiamo iniziare se Cora mi vuoi aggiungere. Abbiamo già raccolto diverse domande di quelle anonime che molti di voi hanno inserito. Se qualcuno vuole invece farne in presenza, fatevi notare, ci sono le ragazze qui con i microfoni, se c'è qualche persona coraggiosa, poi magari non lo so, nessuno per ora. Abbiamo diverse domande, alcune sono, devo dire, generiche, generali, di giovani che vogliono consigli generali. Ecco, ricordo che oggi il tema è il digital, il fashion, ma l'uomo, le difficoltà, le sfide, eccetera. Quindi cerchiamo un po' di scegliere intanto alcune tra le domande che sono più riferite. Io pensavo, per esempio, questa potrebbe essere a mio avviso interessante, Sì. che questa è una domandona però ragazzi, infatti non sono imbarazzato, non so bene a chi indirizzarla, ve la lanciamo e poi vediamo un po' chi vuole dire qualcosa, magari possiamo anche ascoltare risposte provenienti da più di voi, insomma. Cosa dici? Ti sembra... Questa potrebbe essere interessante. No? Va bene, allora qui chiedono che ruolo hanno oggi le persone nel digital fashion, sono protagonisti o sono consumatori? Questa è un po' una domandona, no? Vediamo chi vuole rispondere a questa domandona? Troppo difficile, troppo... Tutti... un po'... Prego. Allora, ripeti la domanda, scusami. Allora la domanda era che ruolo hanno le persone nel digital fashion? Questa è una domanda molto ampia, no? Vedete, il digital fashion è uno degli ambiti dove la trasformazione digitale sta arrivando senza pietà. Ora, quando noi diciamo mettere al centro la persona, significa che è un atteggiamento innanzitutto culturale che dobbiamo cambiare, no? La tecnologia normalmente ha i tecnoentusiasti e i tecnofobici, entrambi secondo me su binari piuttosto sbagliati. E allora trovare l'armonia e quindi tenere la persona al centro può comportare sacrifici, può comportare il fatto di dover crescere anche culturalmente, ma ritengo che noi non possiamo più soggiacere alla metafora dell'asteroide che colpisce la Terra, no? La tecnologia a volte vi sta, aspetta, adesso arriva questo, chissà cosa succederà. È il momento che voi prendiate in mano questa cosa, le nuove generazioni di designer, di produttori di conoscenza, di produttori di oggetti, di produttori di prodotti industriali concreti, devono avere nella mente l'idea che o progettano pensando ai limiti, ai bisogni, ai desideri, alle voglie delle persone, o progettano per niente, perché non esisterà più un'innovazione che non qualificata, non capace di stare attenta a questi aspetti profondi. Noi dobbiamo fare design, progettare pensando a chi utilizzerà quella cosa. È un anziano, è un bambino, è un gruppo di persone, è una donna, è un uomo. E che cosa sta facendo? In quale scenario è? In quale contesto è? Sta camminando? È a casa? È in ospedale? È sul luogo di lavoro? È a scuola? Allora ogni progettazione deve nascere dalla consapevolezza che o acquisiamo le capacità per portare all'interno del progetto questo know-how o rimane un progetto antico. Non ci sarà più nulla nei prossimi anni senza queste attenzioni. Factory 5.0 non è altro che questo, ed è l'inizio perché la manifattura con l'entrata delle tecnologie ha avuto un boom incredibile che ci sta anche aiutando a uscire in alcune situazioni da casi complessi di natura economica molto complessa, no? Però il messaggio secondo me è proprio questo, c'è la persona? No, non c'è
può non esserci o può esserci, sta a chi produce nuovi sistemi di produzione nel mondo del fashion, della moda, nel modo di vestire, negli atteggiamenti culturali che quei vestiti daranno. Perché guardate, non è un tema frivolo la moda. La moda caratterizza l'essenza umana prima di tantissime altre cose che sono stupidamente ritenute più importanti. Ma la gente poi dedica tempo a scegliere come vestirsi, perché vestirsi è un modo di presentarsi, è un linguaggio. Noi possiamo parlare molto correttamente, ma possiamo anche esprimere con tante altre cose, tra cui il modo in cui ci vestiamo, il rispetto che abbiamo per un'altra persona, il modo in cui ci poniamo per essere più comfortable nel luogo di lavoro, no? E questo cambia in sintonia con gli altri cambiamenti del mondo. Nei paesi più avanzati portare la cravatta oggi è offensivo, ti guardano come se fossi pazzo. Non esiste. C'è un calcolo di quasi 2 gradi centigradi di temperatura sui condizionatori d'aria negli uffici americani sprecati in più se si porta la cravatta. Non portate mai la cravatta negli uffici americani. Siete guardati come retrogradi, come gente che brucia ancora i carboncini per scaldarsi in casa. Okay? Allora attenzione, perché anche in fashion, no? Ha queste grandi richieste che sono a volte troppo, diciamo forse come questo esempio, un po' troppo esaltate, anche se c'è un fondo di verità legato al tema sustainability molto forte, ma è fatto di creatività. È un momento in cui le trasformazioni vi dicono potete osare, potete cambiare, perché i gusti stanno per cambiare molto velocemente, ma quel cambiamento sarà accompagnato dagli accorgimenti che vi ho detto prima. L'aula non progettata per le persone, per gli esseri umani, perché non stiamo facendo nulla di male, ma so. Allora, ecco, direi, anche per dare spazio a un numero maggiore di domande, direi invece che la stessa domanda a più relatori farei spazio a nuove domande, no? Avevamo trovato una interessante, qual era? Questa. Vai. Come possono le individualità e le idee del piccolo imprenditore emergere nello scenario digitale? Ecco, secondo me questa domanda potrebbe, credo, rispondere Riccardo Capitanio sugli imprenditori del retail, ma credo che anche Alberto Rossetto, che conosce molti piccoli imprenditori nella moda, possa aggiungere qualcosa. Magari Riccardo più sull'area retail e Alberto sull'area invece industriale, produttiva, artigianale. Cosa dite? Sì, abbiamo subito un cambiamento tecnologico. Il piccolo è un dato di fatto che il piccolo retailer ha problemi anche nell'investimento. Però in questi anni ha avuto anche un altro problema, che si è fidato di tutte le tecnologie. Arrivava il consulente a dire devi fare l'e-commerce, butta l'e-commerce, devi fare questo, butta questo. E alla fine non ha sviluppato niente perché il tempo non era maturo per l'e-commerce, non era maturo per i social, ovviamente adesso sì, e dall'altra parte andava anche curato. Quindi il problema, gli errori che hanno fatto i retailer era proprio di investire senza poi dare un seguito alla tecnologia, perché mancavano le risorse all'interno. Oggi noi stiamo raccogliendo, soprattutto come federazione, perché alla fine ci vuole qualcuno che faccia qualcosa per aiutare questi retailer, aiutarli nel senso buono, quindi nel senso tecnologico e di know-how. Quindi la nostra federazione è impegnata sul territorio con dei corsi per i dipendenti per aumentare le skill, perché è l'unica soluzione che abbiamo per continuare a rimanere aperti. E quindi dalla domanda di prima, che era come fa un piccolo imprenditore, un piccolo retailer a avere tecnologia, alleandosi con gli altri. Quindi grazie alle associazioni ci si allea e si crea anche un meccanismo fatto per tutti, che magari si risparmia. Ovviamente la mentalità del commerciante, chiamiamolo commerciante perché alla fine adesso è figo dire retailer, però alla fine è commerciante, è sempre stato di guardare il proprio punto vendita. Oggi con le nuove generazioni, con i passaggi generazionali, quelli che vanno fatti, perché tanti vanno chiusi, vediamo sui giornali la tragedia è che ha chiuso il negozio. No, non è una tragedia, è chiuso perché ha finito una generazione. Il ragazzo fa il medico, fa qualcos'altro, quindi
E a volte anche nei giornali, giusto, voglio dare anche questa informazione, viene dato come una tragedia, una chiusura di un'attività storica. No, non è una tragedia. Tante volte è una tragedia, un passaggio generazionale fatto male, con un ragazzo o con i figli che non vogliono fare quel lavoro. E quindi è anche un bene. Tante volte abbiamo vissuto 50 anni con quel negozio e l'abbiamo chiuso, quindi nessuna tragedia, le cose iniziano e finiscono. Oggi più che mai, come le tecnologie, inizia una tecnologia e finisce e ne parte un'altra, quindi alla fine il retailer deve sempre guardare. Una volta guardava, mi ricollego che poi ho perso il discorso, al proprio punto vendita, oggi si guarda assieme, perché assieme si va lontano, quindi abbiamo rotto questi tabù del concorrente, ma dal concorrente è passato il collega, quindi la risposta alla domanda è alleandosi e creando dei gruppi d'acquisto di tecnologia, dei gruppi anche di gestione, degli e-commerce condivisi, dei marketplace, quindi abbiamo la possibilità di mettere i nostri prodotti sul marketplace, dove il lavoro sporco, grosso, lo fanno le grosse aziende e noi vendiamo esclusivamente il prodotto. Grazie Riccardo. Io passerei la parola anche ad Alberto, che so che lavora con molte importanti aziende della moda, ma anche con tanti piccoli artigiani, imprenditori che fanno dei prodotti di eccellenza, grandi specialisti di moda, però magari meno esperti di digitale. Come la mettiamo, Alberto? Cosa puoi dirci della tua esperienza? Sì, diciamo che la mia esperienza è che molto spesso ci chiedono di andare con loro in fabbrica, proprio per venire a quello che diceva il professore. È inutile andare a disegnare noi delle tecnologie con la nostra testa, ma bisogna andare incontro a quello che è l'esigenza dell'umano. Quindi nel piccolo artigiano non puoi dargli lo stesso applicativo che daresti al gruppo Geoperation piuttosto che ad altri gruppi che hanno comunque delle competenze differenti. Bisogna dare quella tecnologia giusta e possibilmente andare con loro nella fabbrica dove loro producono e andare a capire come vanno a operare, perché in qualche modo anche l'ambiente circostante ci insegna il nostro microfono che se lo spostiamo nel posto sbagliato funziona male. E la stessa cosa vale per le tecnologie informatiche. Quindi nella piccola azienda la sfida è quella di ottenere il risultato che l'imprenditore vuole realizzare con le risorse che questo signore ha a disposizione. In questi anni, per la verità, un po' sono stati aiutati dall'Industria 4.0 che ha messo a disposizione risorse per comprare macchinari e questi macchinari farli parlare con il resto delle informazioni aziendali, e questo ha dato un grande spunto. Però in buona sostanza quello che chiedono è quello di essere in primis seguiti come i commercianti. Non puoi prendere una tecnologia, buttarla là e poi sperare che parta, e questi signori non hanno le risorse interne, non hanno le competenze, devi seguirli con dei professionisti che li aiutano un po' alla volta a crescere, e in secondo luogo con degli strumenti di facile utilizzo. Grazie. Cora, cosa abbiamo qui? Che domanda pensavi? Allora, questa è una domanda per il metaverso principalmente, quindi pensare al metaverso come luogo su cui investire per i propri progetti digital è prematuro o lungimirante? Beh, qui l'esperta di metaverso è Maddalena. Maddalena, non so se vuoi rispondere, vogliamo anche magari mostrare qualche contributo. Sì, va bene. Allora ringrazio per la domanda, è corretta, effettivamente si parla spesso, approfitto magari per fare un po' di chiarezza su questa cosa, perché il metaverso, diciamo, è una parola molto utilizzata, però non sempre sia chiaro esattamente di cosa si fa riferimento e quindi per questo nasce anche la domanda per capire se effettivamente è realizzato o no. Allora, il metaverso comunque si intende diciamo, quello che è un'evoluzione di internet, dobbiamo pensarla in questo modo, quindi un nuovo internet più immersivo che consente di fare delle esperienze, diciamo, virtuali in cui vengo coinvolto e entro dentro effettivamente un mondo tridimensionale digitale. Attualmente non è necessario per sperimentare il metaverso avere dei visori, ovviamente con i visori di realtà virtuale o aumentata l'esperienza è più coinvolgente, ho la sensazione a livello personale proprio di essere dentro questo mondo, però ci sono molti metaversi disponibili semplicemente accedendo con un browser internet e un computer e posso comunque visionare tutto questo. Per i progetti di digital fashion, allora ci sono dei casi di interesse attualmente che sono stati sviluppati, sono dei casi interessanti.
La tecnologia è una tecnologia nuova, siamo agli inizi, per cui comunque diciamo, è il momento di informarsi, è il momento di diciamo, stare up to date, quindi cogliere le opportunità, però è anche il momento insomma, di cercare di appoggiarsi ai partner giusti che effettivamente danno delle garanzie di funzionamento. Se posso magari mostrare un esempio, chiederei ad Alberto magari il primo video, giusto per chiarire un po' di cosa stiamo parlando. Sì, beh, anche senza audio perché comunque è importante vedere le immagini. Questo per darvi un esempio di una cosa che ha funzionato bene, giusto per farvi un'idea di cosa si può realizzare e sfatare un po' il mito, diciamo, di quello che è l'immagine della moda digitale che è un po' robotica e ha un'estetica un po', se vogliamo, da nerd piuttosto che da persona fashion victim. No, attenzione che non so che non è questo. Credo che questo sia lo sfondo, sì. Va bene, quindi comunque nel frattempo io approfondisco. Eccolo, sì, è lui. Ok, lo vediamo insieme. Questo è un video della prima collezione NFT di D&G del 2021. Ovviamente mette insieme delle immagini di riprese reali di Venezia, però adesso vedrete la parte, diciamo, digitale. Allora, quello che è interessante in questo video è l'operazione che è stata fatta proprio di creazione di un avatar, quindi di un personaggio virtuale che adesso fra poco lo vedremo, ecco, e della ricreazione a livello digitale di un abito che poi è stato effettivamente realizzato. Potete vedere, questo l'ho selezionato per voi, perché ha un'altissima qualità estetica a livello di renderizzazione e di, diciamo, resa fotorealistica. Vedete proprio il continuo confronto tra quello che è la collezione fisica effettivamente realizzata e quella digitale, perché molto spesso, diciamo, l'obiezione che viene fatta quando mi trovo a parlare, a presentare le aziende del metaverso è ok, sì, però vengono fuori dei personaggi che sono un po' troppo cartoon, che non sono interessanti, o comunque il cliente perde quello che è il feel and touch dell'effettivo prodotto. La cosa interessante è anche diciamo che questo tipo di tecnologia sta spingendo le aziende a anche proporre delle estetiche completamente nuove. Cioè il fatto che le aziende comunque per sviluppare dei progetti per il metaverso si stanno avvicinando a della tipologia di utenti e di clienti completamente nuovi, con delle esigenze, delle estetiche, dei gusti, anche dei valori differenti, e quindi stanno sperimentando molto a livello estetico perché si sentono, come diceva giustamente il professore prima, anche più liberi. Cioè è il momento appunto in cui uno può osare di più, perché il pubblico che ama questi contesti è anche più propenso alla sperimentazione. Quindi c'è anche questo lato appunto di inclusione. La cosa che è interessante di questa operazione di D&G è che poi ha effettivamente abbinato, quindi non ha solo creato il modello digitale, ma lo ha abbinato comunque ad un abito, quindi a una collezione fisica, che l'ha venduta su una piattaforma di e-commerce in cui vende solo NFT, e praticamente ha fatto un'asta per uno di questi abiti che è stato venduto circa per 48.000 euro, l'equivalente di 48.000 euro di chi ha vinto l'asta. Però la cosa interessante, io sono andata a vedere perché l'obiezione che si faceva all'inizio è giusto, ci sono anche chi spendono queste cifre solo per un oggetto digitale, completamente digitale. Chi invece si è accaparrato quest'abito, si è accaparrato l'oggetto digitale che può ovviamente diciamo, indossare in tutti i metaversi in cui va, ma si è accaparrato anche una copia
personalizzata, tagliata su misura sulla sua figura, quindi è invitato ad andare nei negozi, nelle boutique per avere l'abito effettivamente fisico, si è abituato, ha accaparrato un pass per accedere per 2 anni agli eventi VIP della D&G. Quindi diventa, diciamo, una fidelizzazione, un accesso a un mondo nuovo, anche un mondo di backstage di quelli che sono gli eventi. Quindi diciamo che quello che io trovo interessante è il fatto di non considerare solo il digitale pure se stesso, ma di aprire le nuove opportunità, cioè il fatto di cogliere delle relazioni nuove con il cliente che posso creare. Un altro esempio è il fatto che si entra, come diceva giustamente il professore, in altre dinamiche. Quando entro nel virtuale, diciamo, automaticamente sono predisposto a interagire con le persone e con gli spazi in modo nuovo. Quindi anche posso proporre il mio prodotto in maniera innovativa. Ci sono dei metaversi, ad esempio Decentraland, è un semplice sito, decentraland.com, ed è gratuito l'accesso, si può visitarlo, creano degli eventi periodici dove l'utente può andare a scoprire delle cose. Gli eventi sono in parte mappati, in parte ci sono, come nei videogiochi, diciamo, le cose nascoste, l'easter egg, l'uovo di Pasqua. Quindi il fatto che l'utente deve essere bravo a navigare e fortuitamente o perché intuisce che lì in un certo posto ci può essere qualcosa di nuovo, va a scoprire delle funzionalità. Può ricevere dei certificati virtuali, può ricevere dei vantaggi per acquistare dei nuovi prodotti e cose di questo tipo. Quindi quello che è interessante nel digital è ovviamente andare a scoprire cose interessanti, ma diciamo utilizzarlo per le sue peculiarità, quindi spingersi oltre. Non è interessante secondo me il fatto di tutte le dinamiche del mondo fisico tradurle esattamente nel digitale. Questo non ha senso perché ovviamente il fisico ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Grazie Maddalena. Che domande abbiamo? Cora, cosa pensavi di... Abbiamo una domanda un po' particolare che chiede: qual è l'evoluzione del people management nel nuovo scenario digitalizzato? Beh, Mirko, qua mi sembra una domanda per te questa. Allora, l'evoluzione del people management. Sicuramente, come dire, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, l'impatto digitale si sente e come se si sente. Dal punto di vista così anche della sfortuna dell'esperienza Covid, sono emerse situazioni nuove, di cui prima si è sentito poco o nulla parlare, tipo lo smart working, cosa che invece oggi anche chi viene ai colloqui chiede: ma ho la possibilità di lavorare da casa? Quindi sicuramente ci sono, il mondo digitale ha richiesto e imposto molto spesso alle aziende un cambio di prospettiva nella gestione delle persone. Dal punto di vista dell'innovazione tecnologica sicuramente rimane un aspetto fondamentale, e qua insomma diciamo abbiamo un parterre di esperti che ci può essere di grande aiuto, che è quello della formazione. Dal punto di vista della formazione occorre investire molto, le aziende lo sanno, almeno io ho sempre lavorato in aziende che hanno dato molta importanza a questo aspetto. Vi cito un esempio concreto che ho letto in questi giorni nei giornali. Voi avete sentito parlare di Industria 4.0, sapete che anche le nostre istituzioni nazionali hanno dato delle agevolazioni fiscali alle aziende per investire nell'innovazione tecnologica da questo punto di vista. Adesso c'è la transizione 4.0, ecco 5, addirittura 5.0. Ad un certo punto cosa ci si è accorti? Sì, tanta innovazione tecnologica, c'erano forti risparmi fiscali, le aziende hanno fatto gli investimenti. Cosa sta succedendo da un po' di tempo a questa parte? Che mancano le figure specialistiche per gestire queste innovazioni tecnologiche. Quindi nel momento in cui l'azienda fa un investimento di questo tipo deve sapere anche che deve preoccuparsi di avere a bordo le persone in grado di gestire questa innovazione tecnologica, altrimenti tu hai la macchina, hai investito un sacco di soldi ma ti manca lo specialista. Da questo punto di vista il Ministero dell'Istruzione, ogni tanto fanno anche delle cose insomma intelligenti, ha lanciato un progetto nel 2017 in collaborazione con gli istituti di formazione, dove sono stati sperimentati oltre 280 progetti. Di questi 280 progetti sono derivati oltre 2500 ragazzi giovani che hanno lavorato in accordo con le istituzioni, la scuola, la formazione e le aziende. Oggi quei ragazzi hanno un valore sul mercato del lavoro nettamente superiore rispetto alla media di ragazzi che hanno fatto lo stesso percorso formativo ma non sono passati attraverso esperienze di questo tipo. Quindi, per rispondere alla domanda, sicuramente il management deve cambiare, però
come dire, soprattutto da un punto di vista di formazione e di gestione delle persone che entrano in azienda. Grazie. Cora, che domanda pensavi di... Allora, che tipo di percorsi di studio considerate tra i migliori e consigliereste per l'inserimento nel mondo lavorativo e nell'attuale e mutevole realtà del fashion? Beh, Roberto, credo che tu forse potessi essere la persona più indicata a rispondere a questa domanda. Cosa dici? Le rileggi? Che tipo di percorsi di studio considerate tra i migliori e consigliereste per l'inserimento nel mondo lavorativo e nell'attuale realtà mutevole del fashion? Col mutevole anche un po' Sì, provocatorio. decisamente. È sempre difficile fare una graduatoria e individuare dei percorsi che in qualche modo possano meno rispondere a quelle che sono le mutevoli esigenze delle aziende. In questo momento, se devo essere onesto, ciò che intravedo come vantaggio competitivo che hanno i percorsi ITS rispetto all'università è che hanno un'estrema flessibilità nella possibilità di personalizzare i percorsi, vale a dire, senza, ripeto, con questo voler fare una graduatoria di chi è meglio e di chi è peggio, ma penso che il professor Gamberini su questo possa assolutamente convenire. La variazione di un percorso formativo, di un percorso di laurea all'università richiede dei passaggi che sono assolutamente importanti e che coinvolgono diversi organi all'interno dell'università stessa. Nei percorsi ITS invece abbiamo una flessibilità notevole dovuta alla possibilità di modificare, mutare di anno in anno i percorsi per renderli più adatti a quelle che sono le esigenze e i fabbisogni che vengono espressi dalle aziende. Quindi il contatto diretto con le aziende che deriva dalla possibilità di interloquire con le aziende stesse per tutto un anno per i progetti di stage, per i project work che presentano alla fine dell'anno, per la possibilità di avere testimonianze all'interno dell'aula da parte delle aziende, fa sì che effettivamente gli istituti tecnici superiori siano nelle condizioni di poter rilevare più velocemente e poi trasformare in dei percorsi formativi le richieste che provengono dalle aziende. Quindi dal mio punto di vista, quindi da una figura che opera all'interno degli ITS da oltre 10 anni e che in questo momento opera all'interno della fondazione più grande esistente in Italia, penso di poter dire che gli istituti tecnici superiori siano in grado di cogliere più velocemente questo fabbisogno proveniente dalle aziende e di trasformarlo poi dopo in dei percorsi formativi adatti a rispondere a queste richieste. Roberto, se non sbaglio, voi avete anche recentemente appunto modificato i vostri programmi. So che avete inserito materie molto, molto nuove, molto digital, mentre un tempo era molto tradizionale, molto tecnico, molte materie insomma tradizionali. Se non sbaglio avete aggiunto recentemente dei percorsi estremamente avanzati invece sui temi digitali, o sbaglio? Assolutamente sì, si parlava prima della necessità di investire su ambiti trasversali, su figure ibride. Noi abbiamo individuato nel settore digital questo impegno che abbiamo profuso da un po' di tempo, da un paio d'anni in particolare, prima con l'introduzione di un primo percorso, Digital Market e Social Communication, cosa che è avvenuta nel 2020 e nel 2022 abbiamo avuto i primi diplomati, tra l'altro con una percentuale di occupabilità elevatissima, considerato che al termine del percorso, quindi dopo i 2 anni, il giorno dell'esame avevamo già un numero che si avvicinava praticamente al 90% di studenti che avevano già individuato un inserimento lavorativo anche di lunga durata. Lo scorso anno abbiamo inteso ulteriormente ampliare questo ambito con l'inserimento di un nuovo percorso e-commerce fashion manager che abbiamo introdotto sempre qua a Padova, e da quest'anno l'introduzione, quindi biennio formativo 2022-2024, che è stata da qualche giorno approvata dalla Regione Veneto, con l'introduzione di una nuova figura legata proprio ad una figura in grado di creare dei contenuti spendibili per il settore della moda, quindi un videomaker in grado di realizzare dei contenuti spendibili su diverse piattaforme anche, quindi il web, la TV o il metaverso. Quindi
assolutamente sì, c'è questa volontà da parte della Fondazione di continuare a investire su questo ambito. Di sicuro quello che posso dire è che gli elementi che sono emersi questa sera ci spingono in qualche modo a ripensare anche, o comunque a chiedere un maggiore impegno a tutto il personale coinvolto, quindi a tutti i docenti coinvolti, verso questo tema di una tecnologia sostenibile, con uno sguardo particolare evidentemente a chi poi dopo questa tecnologia dovrà interpretarla, subirla, in qualche modo condividerla, perché poi dopo all'interno degli ambienti di lavoro questa tecnologia si trova e deve essere in qualche modo interpretata da chi si inserisce all'interno di un contesto assolutamente nuovo. Grazie Roberto. Bene, abbiamo fatto un primo giro, ogni relatore ha avuto modo di darci una sua risposta, però vi ricordo che abbiamo qui due ragazze, due studenti. Qui abbiamo una domanda. Oh, bene, Mi sono veramente. persa. Non abbiate paura. Buonasera, io ho sviluppato un avatar come virtual influencer e io vorrei sapere come va questo ambito di virtual influencer, VTuber. Chi di voi si sente più preparato, il professore forse, o forse Maddalena, non lo so, e magari tutti e due forse, no? Allora, sì, domanda molto interessante. Allora, il tema dei virtual influencer è un tema molto, in voga. Io, sto conducendo una ricerca su quello che è il metaverso e gli influencer virtuali per l'Università IUSVE. Al momento posso darvi delle informazioni parziali perché lo studio è appena iniziato, quindi spero di avere poi occasione, di condividere anche poi i risultati finali dello studio. Quello che è stato riscontrato ovviamente è che ci sono una serie di personaggi virtuali che stanno nascendo da una decina d'anni e che effettivamente stanno riscontrando un grande interesse da parte del pubblico, perché comunque hanno milioni di follower su Instagram in particolare, adesso si stanno spostando anche su TikTok, ovviamente perché è il social network più di riferimento. Quello che è interessante è il fatto che questi avatar virtuali stanno facendo, giustamente anche in linea con quello che diceva anche il professore all'inizio, stanno facendo ibridazione, nel senso che diventano interessanti quando escono dal loro mondo virtuale. Quindi è particolarmente trovato divertente, interessante il fatto che questi avatar collaborano ovviamente con case di moda reali, e vengono fotografati, creano degli shooting fotografici con dei capi che poi possono essere venduti, vengono pubblicizzati su riviste, quindi su riviste magazine reali, al pari di celebrities che possono essere attori o attrici. Ci sono casi ovviamente anche di attori e VIP che si fanno fotografare con questi influencer e quindi è un fenomeno di studio. Al momento sto cercando anch'io di interrogarmi e quindi non ho una risposta definitiva sul perché ci piacciono così tanto. Sto facendo anzi un sondaggio dei questionari, chi ha piacere invito a visitare il mio blog dove è possibile raccogliere e presentare anche la vostra opinione, mi farebbe piacere perché poi vorrei creare dei focus group o degli eventi in cui condividere questi risultati e dialogare insieme su questo. Quello che è interessante è il fatto che la tecnologia è aumentata esponenzialmente, quindi ovviamente, come dicevo prima nel modello di DNG, è possibile far vedere appunto delle immagini di questi avatar digitali molto fotorealistiche. Una di queste che mi piace molto citare, il primo che è nato, è Lil Michela. Quindi è una ragazza di 25 anni che è uno dei primi virtual influencer, e la cosa interessante ovviamente è anche la sua personalità. Si è lavorato molto in termini di creare questo personaggio e ha un modo di interagire molto studiato. Gli ultimi stanno lavorando sull'intelligenza artificiale, mentre lei viene mossa come se fosse un personaggio, quindi ha uno studio di marketing che ovviamente interagisce al posto suo e fa delle interviste e crea anche delle canzoni. Molto spesso diventano anche dei cantanti e rappresentano un po' quello che è la loro arte anche in questo. Quindi sicuramente io lo vedo un ruolo promettente. Per capire cosa potranno fare nel metaverso è il momento di capirlo, non sappiamo. Un'altra cosa interessante è il fatto che nel metaverso tanti personaggi famosi stanno acquistando delle terre virtuali che hanno anche un costo impegnativo e si stanno creando dei propri avatar personalizzati. Quindi si creano un personaggio virtuale che li ritrae fisicamente e con uno stile particolare. Quello che è interessante che
vale la pena insomma chiedersi, perché alcuni vogliono essere esattamente come sono nella realtà, quindi il superrealismo, altri mondi invece vogliono dotarsi delle caratteristiche o degli stili, come può essere, non so, per farvi capire, lo stile dei cartoni animati. È comunque un personaggio finto, però i personaggi manga giapponesi sono differenti magari da altri, diciamo, fumetti, come posso essere Corto Maltese o altri personaggi. Quindi si sta lavorando molto sullo stile, quindi io lo vedo anche un ambito molto promettente nel discorso di sviluppare nuove estetiche, con tutti i sensi e i significati che questo può avere. Sì, il tema è molto interessante, ha moltissime sfaccettature che vanno dagli ambiti toccati stasera anche altre cose molto più importanti, l'identità del corpo, la riformulazione del proprio corpo ha a che fare con i disturbi alimentari, con la bulimia, con l'anoressia, con una serie, tra l'altro, di applicazioni cliniche che noi utilizziamo nei centri di riabilitazione psicologica, hanno moltissimo a che fare proprio con l'identità corporea, con l'embodiment, con l'idea che noi investiamo l'avatar che è diverso dal nostro corpo, è più magro, è più grasso, è più bello, è più brutto, è nero, è bianco, no? Allora, giocare con l'identità è un tema molto interessante e a volte dei risvolti anche drammatici, ma c'è una cosa che mi interessa ancora di più, perché nella digitalizzazione degli avatar esistono due tipi fondamentalmente di agente virtuale, no? C'è quello che comandi tu, per cui il vero avatar è un pupazzo, può essere bellissimo, può essere fatto di cubi. Io ho iniziato a fare realtà virtuali nel 95, gli avatar erano dei cubetti, assomiglia un po' a Minecraft di oggi, però lì era proprio un cubetto, 2 cubetti. Poi oggi inizia a avere cose molto più belle, no? Come quelle dei rendering che abbiamo visto prima, però sei tu che lo comandi. Poi invece c'è il futuro, è un'altra cosa. Il futuro è che l'avatar è un robot senza la meccanica, vestito di digitale, che ha un sistema di intelligenza artificiale che lo lascia relazionare con noi. Ora, io non sono così convinto del successo di tutti questi tipi di oggetti. Microsoft ha speso miliardi. Se vi ricordate, i primi Word o Excel avevano quello stupido animaletto che compariva in basso a destra, a volte fatta a forma di graffetta, poi li hanno provato a antropomorfizzare, quindi è diventato un animale, quindi una figura umana, perché era più vicina, era una grandissima rottura di scatole. Infatti è fallito, il progetto non ha più funzionato, e questo dipende anche da cosa deve fare questa persona. In quel caso ti doveva aiutare, però era più lenta di te a capire come si faceva qualcosa, perdevi la sensazione era di perdere tempo con questa persona, no? Ora nel mondo invece fashion noi andiamo per fare altre cose, non stiamo lavorando, magari stiamo acquistando, magari questo ci accompagna, e allora torna a quello che dicevamo, che ho accennato molto brevemente prima. Io ne ho fatto uno di questi avatar proprio recentemente, non posso fare i nomi perché c'è anche segreto industriale, ma per una delle più grandi big pharma del mondo, cioè le compagnie farmaceutiche, che ha come problema il fatto che quando fai i trial clinici, cioè sperimentano i farmaci, a volte la gente, potete immaginarvi, per quanto vadano a cercare cavie umane adatte a questo lavoro, che è veramente a volte triste, sperimentare farmaci mai sperimentati, no? Capite chi può andare a fare questi test? Però c'hanno un problema grossissimo, che è che se molte persone abbandonano il test a metà, loro devono rispendere la stessa cifra, no? E allora hanno pensato anche per esempio nelle terapie antibiotiche, c'è un aspetto anche più umano di questo discorso. Se voi smettete di prendere l'antibiotico prima della fine della terapia biotica, voi fate nascere le malattie antibiotico resistenti, quindi noi abbiamo già malattie che sappiamo faranno danni ben più grossi del Covid tra pochi anni, no? Proprio perché gli antibiotici non bastano più, e se noi oggi siamo qua tutti vivi, un quarto di noi lo deve agli antibiotici. Okay, questo deve essere molto chiaro. Ora, le aziende hanno iniziato a dire no, insegniamo alla gente a prendere l'antibiotico fino alla fine. Cosa usiamo? Usiamo un'app, usiamo un avatar. Iniziamo nella chat dei consumatori della medicina che ti ricordava già di prendere i farmaci, ti ricordava gli orari in cui dovevi, no, ingerire le tue medicine. Iniziamo a capire, allora l'avatar ha un tema psicologico centrale in questo tipo di relazione, la persuasione. No? E in psicologia ci sono poche cose sicure su questo ambito, ma ce n'è una molto sicura, che noi siamo più persuasi
da chi riesce ad avere la stessa nostra personalità. Okay? Se siamo una personalità dominante, ci troviamo meglio con persone del nostro tipo, dominanti, leader. Se siamo una personalità submissive, no? Un po' più sottomessa, un po' più... andiamo meglio con persone di questo tipo, e ci sono modelli di personalità che ci identificano le persone, no? Allora l'avatar ti persuade a comprare qualcosa, o nel nostro caso a resistere più tempo a ingerire il farmaco, ok? Se ti assomiglia, non se ti assomiglia fisicamente, ok? Se ti assomiglia nei tratti di personalità. Allora guardate che questo è il gioco che facciamo con l'intelligenza artificiale. Noi prendiamo tutti i vostri bei dati, dalla mattina alla sera, tutto quello che fate, capiamo chi siete, capiamo come rispondete. Se non abbiamo abbastanza dati, vi facciamo un giochino, una domandina, vi chiediamo qualcosina di simpatico, mi fa una così, quanto tempo la guardi? 3 secondi, 2, 1, inizio a capire chi sei, no? E ti profilo. Questa profilazione avviene nello scambio di alcune volte che usi l'app, e poi io mano a mano ti faccio una carta di identità emozionale, di personalità, e capisco chi sei. A quel punto il mio avatar, nei tratti fisici, nei tratti verbali e soprattutto nel linguaggio non verbale, quindi con la grafica che riproduce i movimenti del volto, la postura del corpo, vengo ad assomigliarti. E in quel caso il mio success di persuasione raggiunge livelli inimmaginabili, perché la persona genera un effetto fiducia, no? Un effetto particolarmente noto che è dovuto proprio al matching tra le due personalità. Ecco, come questa ci sono altri trucchi. Il più conosciuto sin dai tempi della filosofia, non so che studio abbiate fatto, ma c'era per esempio Kairos, arrivare al tempo giusto nel momento giusto. Quindi una tecnologia che ci permette di conoscere dove siamo e cosa stiamo facendo aiuta molto a persuaderci. Poi esiste l'effetto alone, conosciutissimo in psicologia politica. Io faccio la gente vestita bene, elegante, bella, qui torniamo un po' al tema del fashion, perché gli associo immediatamente l'idea che quella persona è anche intelligente. Guardate alcuni partiti politici come obbligano i propri uomini e donne a vestirsi, no? Perché c'è un atteggiamento di questo tipo. Ecco, allora, se parliamo di, tornando al tema, poi chiudo perché ho rubato troppo tempo, ma se torniamo al tema dell'avatar che diventa influencer, avremo casi di successo e casi di non successo sicuramente, ma avremo anche un momento in cui voi non servirete più a niente, quindi dovete stare attenti. Io sono d'accordo con tutto, non molto con una cosa che ha detto lui prima, cioè sul fatto che continueremo a avere così tanti lavori. È vero, novità tecnologiche inducono nuovi lavori, ma purtroppo i dati su questo nuovo fenomeno ci dicono il contrario. Cioè noi stiamo sterminando i posti di lavoro, perché molte delle cose che fate saranno assolutamente inutili e le faranno le macchine e costeranno molto meno. È vero che c'è un perito informatico, che c'è un ingegnere informatico, che c'è un esperto come me di scienze cognitive, di neuroscienze applicate all'informatica che lavoreranno, ma uno come me copre il panorama delle industrie di mezza Europa, per cui non è che ne serviranno uno per ogni impresa, no? Il perito informatico che fa manutenzione per un'azienda che vende robot a centinaia di imprese. Quindi i calcoli non stanno tornando, i taxi si guideranno da soli, i camion si guideranno da soli, non tornano i conti. Sì, ci sarà il meccanico informatico che aggiusta i camion tecnologici, ma non tornano i conti. Sarà una sfida molto grossa questa, no? Per quanto è vero che alcuni posti vengono ammortizzati. Allora attenzione, perché il mio grande maestro americano diceva: ma voi siete pazzi in Italia, perché voi volete applicare la tecnologia al lavoro di massa, ma questo lo faranno i cinesi, molto più di voi, no? Immaginate come la tecnologia 5.0 può aiutare l'artigiano, la piccola impresa, come interfaccio la mia creatività, il mio essere spontaneo, il mio essere umano con queste macchine, no? Io credo che arriverà il momento in cui dal punto di vista della riconoscibilità percettiva non distingueremo più, già oggi fate fatica, vi assicuro, a distinguere un avatar vero da un avatar umano, anche in situazioni di dialogo sempre più complesse, inizia a essere indistinguibile, no? Allora che cosa può dare di più? Certo, sono due figure, quella che rimane lei stessa e personifica l'avatar, gioca su quello, e a mio avviso questa è una direzione, o quella che avrà competenze per rendere il suo avatar intelligente artificialmente, no? Disegnato e progettato per quelle situazioni. Però questo sono un esperto di intelligenza artificiale, non di fashion, perché per persuadere la persona
io posso fargli comprare il giubbotto rosso e verde, non mi cambia niente, anche se la moda è rossa. Dopo un quarto d'ora dentro un sistema di marketing di quella natura che ho fatto vedere prima, tu compri quello che voglio io, punto. Quella è la storia, no? Questa persuasione che è anche minacciosa, no? È dark, no? E per esempio noi abbiamo comitati etici che controllano ogni studio di questa natura, perché giochiamo con i sentimenti, con le emozioni delle persone, no? E allora lì diventa la scelta: chi ha più competenze tecnologiche svolterà, perché mescolerà il suo sapere psicosociale o creativo con le competenze informatiche, quell'altro continuerà un lavoro da, io lo chiamo artigiano digitale, artigiano 5.0, cioè si impossesserà di quelle tecnologie ma troverà un modo per mettere se stesso dentro quell'avatar, con la prontezza di riflessi che può avere, con l'insight, con la creatività, no? Che può mettere personalmente dentro quello strumento. Forse un giorno ci sarà questa differenza di peso e di valore, come in un'opera fatta a mano e in un'opera fatta dalla macchina. Credo che arriverà quel momento più presto del previsto. Grazie. Grazie Luciano. Allora ragazzi, stiamo andando un pochino lunghi e siamo partiti un po' in ritardo, vedo che alcuni in sala si cominciano già a muovere, insomma direi lasciamo spazio ancora a 2 o 3 domande e poi ci avviamo alla conclusione. Direi però cercate un po', ecco vedo che c'è una domanda in sala e fatevi coraggio. Volevo fare una riflessione insieme più che una domanda, scusate. Intanto mi presento anche perché sono parte del corpo ITS Cosmo e insegno 3D Fashion Design da 10 anni circa, per l'ITS da 8 e sono consulente proprio in questo, diciamo, possiamo chiamarla tematica innovativa, ma in realtà esistente da molti anni, però che comunque ha avuto questo boom, no, negli ultimi. Però volevo un attimo fare una riflessione soprattutto per i ragazzi che sono qui presenti e anche con i professionisti, proprio per quanto riguarda le risorse formate o diciamo dove i giovani di oggi si possono vedere, sostanzialmente dove si possono posizionare nell'ambito lavorativo e soprattutto con questa costante ricerca di essere diciamo sempre più digitali. Mi permetto di fare una riflessione sulla prontezza degli enti formativi come l'ITS nel captare, no, ciò che il mercato richiede e soprattutto essendo la prima, credo, non la prima, è stata la prima, l'ITS Cosme insieme al Politecnico di Milano, che diciamo, ha intrapreso la formazione dei ragazzi nell'utilizzo delle nuove tecnologie come il 3D, e appunto questa cosa qui ha avuto una evoluzione pazzesca, ma mi permetto di dire una riflessione sulla parte pratica, cioè, cioè di utilizzare la tecnologia diciamo come tool, come strumento di utilizzo, ok, della nostra conoscenza sostanzialmente, per portare la nostra conoscenza a un risultato in un certo periodo di tempo piuttosto che diciamo con una certa qualità del prodotto. Quindi mi collego al professore sul discorso del prodotto, no? Quindi a cosa serve essere anche digitali, no? Quindi serve essere digitali, quindi saper utilizzare le tecnologie, ma con la consapevolezza del prodotto, cosa che per fortuna avviene nei vari ITS come processo di formazione. Invece volevo fare un'ultima riflessione sulle più tematiche, le più innovative, diciamo calde dell'ultimo anno, chiamiamolo così, che è il metaverso e l'avatar piuttosto che l'NFT. Allora sicuramente sono temi molto interessanti, molto innovativi e sicuramente dobbiamo avere una sorta di allarme, tra virgolette, nel dare un po' di cultura, no? Ai ragazzi su queste tecnologie. Quindi formarli che cosa vuol dire l'NFT, perché diciamo potrebbe avere un valore aggiunto nel mercato di domani, soprattutto per il merchandising, perché diciamo che alla fine l'NFT e il metaverso sono strumenti soprattutto per la comunicazione e per la vendita, e quindi saranno diciamo 2 ingredienti molto importanti a mio avviso che porteranno appunto tante aziende italiane, come si stanno muovendo, a ragionare diciamo in 2 poli per il momento, e poi ci sarà credo un'evoluzione sul fee digital, no? Quindi sul capo digitale e il capo fisico.
Quindi anche sull'avatar, per quanto riguarda almeno la mia esperienza decennale, l'avatar va valutato sia diciamo, in termini di esperienza comunicativa, ciò che noi diamo diciamo, alla massa a livello comunicativo, ma soprattutto mi permetto anche di dare un accenno sulla funzionalità. Tante aziende l'avatar lo sviluppano per un discorso di vestibilità, diciamo di studio, no? Delle varie vestibilità, di sizing per diversi mercati, mercato americano piuttosto mercato asiatico, conformità fisiche diverse e appunto si sta facendo sempre più una ricerca in termini anche funzionali, non solo virtuali nel senso di un qualcosa di non tangibile, ma anche poter dare dei servizi ai clienti fisici, diciamo, dove si potranno poi diciamo, studiare le varie diciamo, vestibilità e le varie produzioni dei capi. Mi ricordo i primi due diciamo, brand che hanno lavorato in questi termini, soprattutto per anche un discorso di sondaggi e marketing. Imperial Fashion nel 2016, se non erro, che è stata per esempio la prima azienda che ha messo dei capi in 3D nel proprio e-commerce per fare un sondaggio con i propri clienti quali fossero i capi più votati dai clienti, e quindi quello ha portato poi alla produzione di quei capi. E poi in realtà ce ne sono tanti altri come APG, che un po' di anni fa anche loro, APG è un abbigliamento diciamo un'azienda di abbigliamento ciclistico, e loro per esempio addirittura davano possibilità di customizzare all'interno del loro sito le proprie tute del ciclista in varie posizioni del ciclista. Quindi studi più pratici utilizzando anche le tecnologie, no? Quindi per dare delle soluzioni e anche delle soddisfazioni poi al mercato e al cliente che è più digitale, ecco, più pronto al digitale. Bene, scusate se mi sono permessa, ma ci tenevo a raccontare un po' ai ragazzi un po' anche alcune riflessioni un po' più tecniche, diciamo, e pratiche. Grazie, molto, molto interessante, grazie per il contributo. Direi ragazzi un paio di domande, ma facciamole uscire dalla sala. Io ho una domanda qui. Se c'è qualcosa. Buonasera, io avrei due domande comunque, una cioè, per tutti. E la prima è, cioè, ok, c'è questa innovazione e nel senso non si può dire niente, cioè c'è e non si può non notare, però cioè, non avete paura di questa cosa? Cioè a livello sia le persone che ci lavorano sia chi ci lavora meno con questa parte più avatar, metaverso, cioè il fatto che non abbiamo più iterazioni, cioè ok avere l'avatar bello, perfetto e parlare con altri, però cioè non allontana tanto. Cioè, come fatto, non so, che facciamo le domande da un'applicazione e non di persona, per quanto sia comodo per quelli a casa e tutto, però allontana molto. Allora, su questo esprimo una riflessione mia personale dopo che ho visto a Trento la conferenza di una persona insomma, che affrontava anche i temi etici collegati allo sviluppo tecnologico, in modo particolare alle nuove tecnologie digitali. Sicuramente l'innovazione tecnologica, come questa sera il professore ci ha fatto capire, è inarrestabile, ma lo sviluppo tecnologico dell'uomo è inarrestabile, per cui da questo punto di vista non è che ci possiamo fare molto. Io credo però che di pari passo dobbiamo tutti sviluppare una consapevolezza di quali possono essere i limiti delle applicazioni, come tu dicevi, delle interazioni, eccetera. Sicuramente come dire, bisogna svilupparla questa consapevolezza. Una delle cose positive a mio avviso dell'incontro di questa sera è che non dimentichiamoci la prima parola, l'umanesimo applicato allo sviluppo digitale. Sicuramente è un libro di regole che è tutto da scrivere perché siamo appena partiti, solo che c'è una velocità incredibile di questo cambiamento, ma io non mi stupirei se tra un po' di tempo nelle aziende, almeno quelle modernamente strutturate, accanto al codice della privacy, al codice degli appalti, a tutti questi codici, regole di comportamento, eccetera, ci fosse anche un codice del comportamento digitale. Perché è vero che l'innovazione tecnologica spinge a migliorare le condizioni di lavoro, probabilmente, come dice il professore, purtroppo anche sacrificare qualche posto di lavoro, ma nel contempo noi dobbiamo avere sempre la consapevolezza che c'è una dignità
della persona umana che va sempre preservata, perché altrimenti tutta la nostra innovazione tecnologica rischia di essere veramente, come dire, proiettarci in un mondo puramente virtuale dove tutto è consentito, ma di fatto la dignità dell'uomo viene compromessa. Parlo di dignità e di rispetto di tutte le condizioni umane, anche della disponibilità delle risorse, della possibilità di accedere all'innovazione digitale a tutti, a chiunque, e non solo a pochi eletti. Cioè, quando citavo il tema della formazione digitale, è un tema molto importante perché è un tema che va a incidere sulla dignità della persona umana. Ecco, secondo me questo codice di comportamento prima o dopo arriverà. Torno sul punto, sviluppare questa consapevolezza fa parte anche di momenti di socialità come questo, dove il professore ci fa vedere una realtà tra 5, 10, 20, 30 anni, ma che, come dire, va accompagnata, a mio avviso, anche da un insieme di regole che permettano di tutelare la dignità umana, di cui fa parte anche quello che dici tu, altrimenti è macchina applicata alla macchina, non serve a nessuno, credo. Non so se qualcuno vuole aggiungere. Maddalena, fatevi l'ultima domanda, ragazzi, Ok. in sala una e poi... Beh, concordo assolutamente con quello che ha detto sicuramente il collega. E l'altra cosa che volevo aggiungere su questo, allora sicuramente io ho due poli opposti, da una parte ne ho paura e da una parte ne ho una grande fascinazione come tutte le cose nuove. Quello che io cerco di fare, ad esempio nella mia professione, quando ovviamente presento queste tematiche del metaverso ai miei studenti o anche la formazione che faccio alle imprese, è sollevare domande come quella che hai fatto tu e magari coinvolgere la ricerca, ad esempio, che sto facendo, la sto facendo in collaborazione con uno psicologo e un esperto di pedagogia, proprio per andare a capire anche, l'obiettivo è di capire come utilizzare al meglio il metaverso nel marketing della moda, però in modo etico. Noi abbiamo questo obiettivo anche perché è fatto nell'Università IUSV, che è un'università salesiana, quindi pone al centro comunque la persona proprio come policy della direzione universitaria, dipende dalla Santa Sede, per dare un'idea. E quindi sicuramente questo è una cosa di favorire occasioni di dibattito. L'altra cosa però io porto come testimonianza, siccome io non sono mai stata, diciamo, quando ero più giovane, sui 20-25 anni, una grande appassionata di videogiochi. Li ho conosciuti perché avevo tutti dei cugini maschi che erano più, diciamo, avvezzi ad utilizzarli e quindi li ho provati. Li ho riscoperti ad esempio con il metaverso e devo dire invece che navigando il metaverso ho conosciuto molte più persone a livello fisico di quando magari ho navigato in chat o su Instagram. Perché ad esempio grazie alla navigazione nel metaverso e al fatto che ho fatto questa ricerca sono diventata ambassador dell'associazione Women in Games. Quindi un'associazione che promuove il fatto di avere una maggiore inclusività e di coinvolgere nella realizzazione e la progettazione di software 3D e di videogame e di avatar e di moda virtuale le donne. E adesso ho avviato un dialogo e delle collaborazioni con delle persone reali che sento regolarmente. Quindi non penso che, io spero, almeno voglio essere ottimista, se diamo a tutti gli strumenti, se ne parliamo, se ci riflettiamo, creiamo dei momenti importanti di riflessione, ci spingeremo verso la totale, diciamo, estraniazione dal mondo fisico. Anzi, io trovo che dobbiamo utilizzarlo appunto come uno strumento di socialità. Grazie. Allora in sala abbiamo una ultima domanda e poi chiudiamo, ragazzi. Mi sentite? Sì. Allora, io volevo fare una domanda un pochettino etica, nel senso che cioè siamo davvero pronti al concetto del metaverso o semplicemente, tra virgolette, è un po' un capriccio del mondo occidentale, nel senso che ci sono milioni di bambini, di persone, ad esempio in Africa e in India, che non hanno la possibilità di, non dico permettersi di acquistare un prodotto di Gucci, una calza o un giubbotto, ma che non hanno nemmeno la possibilità di acquistare un pezzo di pane. Quindi la mia domanda appunto se è appunto è un po' un capriccio del mondo occidentale o se tutto il mondo è pronto per quanto riguarda il mondo del metaverso. Non so chi se la sente di dire qualcosa. Passo. Luciano? Ma però forse volevi... Se volete aggiungere...
Beh, la tua domanda è interessante, anche se un po' bigotta. Ogni tecnologia ha fatto porre questa domanda agli esseri umani, no? E c'è questo meccanismo di appropriazione culturale che noi conosciamo con questi termini, che risponde anche un po' alla domanda di prima, no? Cioè anche il fuoco era pericoloso. C'era chi lo usava per scaldare il bambino appena nato, c'era chi lo usava per bruciare i villaggi degli altri, ok? Allora, la tecnologia non è no, anche lei prima diceva un po', cioè sono questi due atteggiamenti: tecnofobia, paura di quello che può succedere, e tecnoentusiasmo, no? In mezzo c'è da costruire quella che è l'appropriazione culturale, cioè come noi impareremo più civilmente, più eticamente, più utilmente, più efficacemente ad usare questa tecnologia. Non c'è niente in mezzo, la tecnica è un prodotto nostro, a differenza della natura che non riusciamo a governare, cioè quello che dovete capire è che le tecnologie le creiamo noi, le governiamo noi, devono fare quello che diciamo noi, non c'è altro. Allora io prima ho fatto passare veloci gli esempi dei concetti di ibridazione e poi siamo scivolati sul tema del giorno, che era quello del fashion, che ci porta anche, no, a ragionare in termini di mercato su settori luxury importanti che sono molto discrepanti col tema che tu hai posto, ma la tecnologia noi la usiamo per tante cose. Quello che avete visto prima, quei grafichetti che ho fatto vedere all'inizio, ti spiegano proprio come tu puoi operare in termini di inclusione, che può essere gender balance nel caso che ha fatto la collega prima, ma può essere inclusione dell'anziano, può essere inclusione del povero, può essere inclusione di capire come un sistema di geolocalizzazione idrometriche, quindi di sistemi di misurazione del dissesto idrogeologico funzionano in Bangladesh, dove i monsoni disfano con acquazzoni torrenziali i terreni agricoli da centinaia di anni. Possiamo iniziare a usarlo per prevedere, certo, cioè la tecnologia ti dà degli strumenti, poi che te la zappa, la usi per zappare il campo, perché tirartela sui piedi, questo è un discorso con cui l'uomo, l'umanità, fa i conti da sempre. C'è un aspetto etico, che per noi che facciamo ricerche è sempre iper controllato dai comitati etici, c'è un aspetto morale e poi c'è soprattutto un aspetto culturale, no? Guardate che anche il piccolo gesto che vi ho detto prima di fobbing è studiatissimo, cioè non c'è niente più fastidioso di uno che, adesso non qua perché lo studente si distrae normale, che sei lì con lui, sei in tre in un tavolo e uno ti inizia a smessaggiare in faccia. Allora, questo, la civiltà come si approprierà di questi piccoli, partiamo da cose molto più semplici, quelle che hai toccato te, no? Ma già il rispetto del nostro interlocutore, quello che c'è davanti, no? Qual è l'educazione civica che daremo all'alfabetizzazione digitale? Quali sono i meccanismi attraverso i quali ci importa dei divide e li vogliamo abbattere? Perché vogliamo che l'anziano abbia tecnologie che gli permettono di stare in gioco, che il lavoratore lavori in un luogo sicuro, che la mamma possa avere tempo per la sua carriera e non solo per il bambino, no? Allora, tutti quei processi che trasformano i luoghi di lavoro, li rendono più schiavistici o li rendono più libertari? No, questo fa parte del discorso che facevo prima. Se noi aspettiamo che la tecnologia ci impatti, diciamo, tutti i mongoloidi che, no, diventano tutti digital influencer di cosa, no? Certo che allora, se la direzione è quella, la risposta è quella peggiore delle due. Cioè andiamo sicuramente verso un mondo fatto di frivolezze, no? Per poi avere un software che ci toglie le chat frivole. Non so chi di voi usa FaceTime o così, o WhatsApp, ma adesso c'è l'opzione che ti cancella da solo le chat, perché dopo 9 giorni quelle frivole vengono cancellate da solo, no? Allora certo, c'è un mondo di frivolezze che non significa che è il tema del fashion, perché fashion vuol dire mercato, vuol dire materie prime, vuol dire comunicazione, vuol dire lavoro, vuol dire benessere, vuol dire, come tutti i lavori, ha una sua dignità. Il lavoro è una cosa dignitosa. Quando noi lo trasformiamo dobbiamo garantirci che quella dignità, insieme alla pecunia, permanga, no? Ecco, poi in tutto questo c'è un discorso di sviluppo globale e questo è il tema di oggi molto strano, no? Che non c'entra tanto con le tecnologie, più con la geopolitica internazionale. Sembrava fatta il mondo globale, l'intelligenza collettiva, tutte queste cose che ci hanno raccontato negli ultimi 10-20 anni.
non sta succedendo questo. I paesi si stanno di nuovo rinchiudendo in sé, si tornano ai meccanismi difensivi, i problemi di povertà, di fame, di acqua, di zanzare. Seconda causa di morte nel mondo, le zanzare. Ma ci pensate che è prima l'acqua, la mancanza di acqua, no? Allora, certo che se pensiamo a questo mondo, le tecnologie possono essere utilizzate per fare altro e possono essere molto utili in questi contesti, però ognuno ha la sua professione, no? Allora non guardiamo tanto la tecnologia come responsabile di una cosa o di un'altra. La tecnologia è lì, ci permette di operare un bambino che sta in un paese dove per 10.000 km intorno non c'è un chirurgo. Ci permette di controllare i satelliti, di mandare un robot che fertilizza terreni desertici, macchine che coltivano il deserto a 50 gradi sotto il sole, no? Allora c'è un futuro con delle promesse, se volete è una promessa positivista, certamente arriva dalle società occidentali, che però sono anche quelle scientificamente più evolute, e certamente ci promette le cose. Poi in mezzo c'è il sistema delle imprese che produce, può produrre in modo più sostenibile, più corretto per l'ambiente, più corretto per le persone, più inclusivo per l'età, i sessi, no? Le geografie umane, no? E questo fa sempre parte delle nostre piccole scelte. Le scelte etiche siamo noi che ce le diamo, no? Ogni singolo individuo. Poi chi riveste posizioni importanti ne prende molto più importanti e viceversa ne prende di altre. Ma perché? Lo sfruttamento del cotone degli schiavi non è nato che non c'erano ancora le macchine, è nato che non c'erano ancora le macchine. C'è il telaio a mano. Abbiamo inventato la schiavitù per fare le magliette di cotone. Ok? È nata lì. È nata per il tabacco e per il cotone. Quindi nell'industria del fashion, se vogliamo immaginarsi una critica morale, abbiamo di che studiare nella storia dell'umanità. No? La tecnologia c'è, a quell'epoca era l'uomo animale. Ok? Oggi è robot. Non so, la scelta mi sembra abbastanza semplice. Poi di come governiamo quel robot, a chi vanno i soldi della produzione di quel robot, tutto questo è un terreno di confronto. Però io vi inviterei a pensare che ci sono sempre questi due rovesci della medaglia, non ne faremo mai a meno se parliamo di tecnologie. C'è un libro fantastico, di cui non mi ricordo il titolo, ma dopo per chi è interessato lo cerco e lo trovo, che ci parla del terrore delle nuove scoperte. La bicicletta, quando nacque, venne vista come l'oggetto che avrebbe rovinato la vita delle persone, avrebbe distrutto la civiltà, avrebbe trasformato il modo di muoversi e di comportarsi nelle città, nelle aree rurali, fino a disgregare gli elementi di base della società. Questa era l'immagine di quando è nata la bicicletta come invenzione nei primi tempi, no? Al posto dei cavalli. Ecco, immaginatevi quanto si può dire su un avatar che capisce la vostra personalità. Dei commenti da aggiungere, non so se volete, ma ragazzi è molto tardi, io direi chiuderei il nostro evento, magari inviterei il direttore Roberto a darci un saluto, a darci un suo ultimo pensiero e poi vi lasciamo andare tutti a casa. Sì, certo. Io spero che ciascuno di voi possa aver tratto delle utili indicazioni, degli spunti. Io sicuramente sì, tornerò a casa con molte utili indicazioni di cui farò tesoro e che cercherò di far diventare temi di approfondimento nei prossimi giorni. Ringrazio chiaramente tutti quanti gli intervenuti, lo faccio a nome mio, ma ancora di più del Presidente, del quale purtroppo non siamo riusciti a mandare il contributo che aveva trasmesso il Presidente Rambaldi, che per motivi di lavoro non è riuscito ad essere qui con noi questa sera. Ringrazio tutti quanti i presenti e spero possano esserci altre utili occasioni per affrontare insieme temi come quello di stasera, magari anche tantissimi altri. Grazie a Walter che si è reso disponibile e ha svolto questa funzione di regia per la realizzazione di questa attività. Assolutamente sì, e quindi dietro, grazie, sì. Assolutamente sì, TV7, Andrea e Claudia che ci hanno consentito di mandare online l'evento e a tutti voi un arrivederci alla prossima occasione. Grazie ancora.